Buongiorno signori, eccoci tornati con Napoleon Total War. Andiamo a vedere nel giocatore singolo le battaglie di Napoleone. Abbiamo fatto quella di Lodi, ora facciamo quella di Arcole. Gli austriaci mi irritano. I loro costanti tentativi di rompere l'assedio di Mantova devono essere fermati. Sono stato costretto ad affrontare le loro forze in campo aperto e ora, pur avendoli già battuti, occorre continuare. Qui, ad Arcole, guiderò il mio esercito al di là dell'Alpone per avanzare tra le linee austriache. Bene, direi che è chiaro quello che dobbiamo fare. Dobbiamo giocare in modalità aggressiva sicuramente anche a questo giro. Non mi piace tanto la voce che ha dato Napoleone, però. Ecco qui, questo è il campo di battaglia. Come vedete signori, abbiamo la città di Arcole qua e qui abbiamo il resto dell'esercito austriaco. Noi siamo su questa collina distribuiti, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Sicuramente dovremo giocare in maniera molto aggressiva. Oggi è il 5 novembre 1796. Ho scelto il luogo della battaglia per impedire agli austriaci di concentrare le loro forze numericamente superiori sul mio esercito. Il mio piano è conquistare la città di Arcole in modo da minacciare le linee di rifornimento nemiche. Il contingente principale dell'esercito austriaco, sotto il comando di Alvincì e situato a nord-ovest di Belfiore, tenterà di liberare Arcole. Sono certo che i terreni paludosi che separano le posizioni francesi da quelle austriache limiteranno il numero di uomini che Alvincì potrà inviare contro di me. Per vincere dobbiamo conquistare Arcole a est e allo stesso tempo devo anche resistere alle pressioni degli austriaci da ovest. Ok, chiaro. Allora, la prima cosa da fare è sistemare la batteria. Dobbiamo giocare in maniera aggressiva, quindi sistemiamo la batteria qua su quest'altura qua, anzi un po' più così. E partiamo subito ragazzi con tutta la fanteria qua in marcia. Loro hanno una batteria qua, quindi bisogna stare molto attenti. Mettiamo Napoleone più o meno al sicuro e andiamo subito incontro agli eserciti austriaci che arrivano da questo lato. Qui abbiamo granatieri, quindi prendiamo 3 fanterie di linee e un granatiere, li spostiamo da questo lato qua e andranno subito. Questi due più tutti questi reggimenti qua invece li spostiamo da quest'altro. Cerchiamo di fare qualcosa di buono subito. La batteria intanto ok è posizionata magari un po' più avanti perché il terreno no, ok, va bene qua. Fermiamoli. Chiediamogli il comando di girarsi. Ok, i nostri eserciti intanto si stanno distribuendo molto velocemente, stanno camminando. Facciamo una bella linea di tiro, molto veloci ragazzi, anche voi molto veloci da questo lato qua. Allora questi andranno a saltare il ponte, questi qua invece terranno impegnate le linee nemiche. Attenzione, arriva il bombardamento. Dobbiamo avanzare. Più avanti. Ecco che lanciano, i granatieri lanciano le loro bombe. Ragazzi, eccoli, spettacolare. E poi subito all'attacco. Anche loro, perfetto, questi sono già andati via. Perfetto, tutti all'attacco ragazzi. Tutti. Questi si stanno disponendo, ok, fanteria di linea, perfetto.
mettetevi per lungo. Ok, voi provate ad assaltare. Cazzo che sono in tanti qua. Aspettiamo un attimo. No, dobbiamo andare, proviamoci. Proviamoci. Questi. Ok, qui stanno già, ok, combattendo, perfetto. Il nostro Napoleone è qua. Ok, mettiamolo qui. Difesa dalle rocce. Questi, ragazzi, forza. Allora, la batteria. Ok, devo mirare qua adesso. Batteria devo mirare qua. Ok, questi due vanno di qui, che aggirano l'ostacolo, e questi vanno di qua. Devono andare veloci, anche se si stancano. Questi sono troppo lenti. Andiamo avanti così. Les fils de la Révolution sont impatients de se couvrir de gloire. Ok, qua. Sono impegnati sul ponte, qui sono impegnati. Andiamo all'attacco. No. Portiamo qui Napoleone. Ragazzi, dovete riprenderli però, fanteria di linea. Raccolta, perfetto. Perfetto, vediamo se arrivano gli avversari. Si stanno arrivando, no, niente, non mi interessa. Un muro qua. Ragazzi, forza. Perfetto, la batteria ha fatto il suo lavoro. Prendiamo questi che sono 81, quindi andiamo qua. Ah, questa è la fanteria di linea. Sparate contro questi. Dai, facciamo fuori il nemico. Buono, il generale è morto. Attenzione, il generale viene da là. Dove
Arriva il raggio. La batteria, vediamo. Poca volontà. Tornare indietro. Fanteria di linea, avanti. Voi no. Solo voi. Solo voi. Facciamo un doppio. Dividiamoci a doppio, va? Così. Tornate indietro. Così dovremmo fare un doppio danno. Questi. Dai ragazzi, forza. Forza. Ok, i cannoni se ne sono andati, quindi ok, abbiamo tutta l'artiglieria per noi. Bene. Oh, cazzo, beccate la mia. Attenzione, ci sparano addosso. Les fils de la Révolution sont impatients de se couvrir de gloire. Hanno una gittata maggiore della nostra. Allora, andiamo di qua. Porca miseria, la nostra batteria. Ok. Forza. Bene, guardate quanto danno gli stanno facendo, benissimo. Questi hanno sfondato. Ok, tornare indietro subito. Infanterie légère à vos ordres, monsieur. Lancez des ordres. Oui, monsieur. Lancez des ordres. Les fils de la Révolution sont impatients de se couvrir de gloire. Ok, questi sono andati, perfetto. Ora li accerchiamo. Il cerchiamento non ha funzionato. Stai attento con la batteria. Fermi. Qua. Wow. Ritiriamoci. Perfetto, dai, facciamo un basso. Ritiriamoci. Andiamo a ritirarci.
ok, dai, ragazzi. Dai, sparati addosso, perfetto. Adoro le cannonate. Si sono ancora qua. Non è che l'artiglieria li sta massacrando. Dai ragazzi, forza. En aviez, tenez-vous prêts. Monsieur. Perfetto, battuti. Perfetto ragazzi, sono in fuga. Vittoria signori. Anche a sto giro la vittoria l'abbiamo fatta. È scappato un generale, però poco importa. Perfetto. Quale Terminiamo la battaglia. gloriosa vittoria! Gli austriaci sono in fuga e in più la loro linea di rifornimento è mia. Ora devono ritirarsi dall'Italia. Ho vinto! Dai, yeah. Campagna Italia fatta. Allora, perdite non abbiamo perso tantissimo. 800 uomini. Loro ne hanno persi molti di più. Ne hanno persi 550 più 757. Direi che è un bel numero per loro. Perfetto. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, che sarà la battaglia con le piramidi, che questa è veramente bella. La battaglia sul Nilo non credo che la faremo. Adesso vedremo. Però magari ne faccio una di prova e poi ve la porto. Ma sicuramente la prossima sono le battaglie delle piramidi. Bene raga, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao.